Manca l'anello di congiunzione tra il ceppo del virus circolante a Vo, scoperto in quel tragico 21 febbraio 2020, data della morte di Adriano Trevisan, e la coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, primi malati identificati sul nostro suolo nazionale. Il virus che ha colpito i cinesi e le persone che si sono ammalate a Vo è lo stesso. A scoprirlo gli scienziati dell'Università di Padova, coordinati da Andrea Crisanti, che hanno confrontato campioni di sangue della coppia cinese con quelli prelevati a Vo. Questo possiamo dirlo dai quasi 3.000 prelievi che sono stati fatti dalle persone e le verifiche soprattutto dei positivi, sul quale poi è stato fatto uno studio per quanto riguardava la durata del titolo anticorpale, che è stato pubblicato in questi giorni. Da Malpensa i due cinesi iniziarono il viaggio in Italia toccando tra le prime città Venezia e Verona. Qui potrebbe esserci stato il contatto con uno dei cittadini di Vo, portatori sani o meno della terribile pandemia tra i vigneti dei Colli Padovani. L'appello a due voci di Andrea Crisanti e del sindaco di Vo Giuliano Martini punta a ricostruire la catena di trasmissione del virus. Contatto diretto o un contatto con persone che sono state a contatto a loro volta, da quello che si è capito, non un contatto proprio con i due cinesi, ma quantomeno con lo stesso virus, con lo stesso ceppo, e quindi negli ambienti o con persone che sono state a contatto con queste. Il contatto dovrebbe essere avvenuto tra il 23 e il 27 gennaio 2020. Se il soggetto sarà identificato si conoscerà più da vicino la modalità di trasmissione del virus.